benvenuti. Oggi è sabato 9 settembre 2023. Il sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 19.21. La luna sorge alle 19.11 e cala alle 5.05. Oggi si celebra San Pietro. Il nome Pietro ha origine ebraica e significa letteralmente roccia, pietra. Il suo numero fortunato è l'8, il colore il giallo, la pietra il diamante e il metallo l'oro. La maggior parte della frutta e della verdura è buona quando raggiunge una completa maturazione. Le zucchine invece vanno consumate un po' prima. Questo perché a completa maturazione i semi diventano troppo grandi. Le zucchine possono raggiungere e superare anche il metro di lunghezza. È molto meglio quindi staccarle dalla pianta e prepararle prima. Sono 48 gli anni per Michael Bublé, cantante, attore e produttore discografico canadese con cittadinanza italiana. Crooner di notevole successo, nella sua carriera ha venduto 75 milioni di dischi, vinto 4 Grammy Awards e numerosi Juno Awards. Invece compie 46 anni Giovanna Civitillo. La sua carriera inizia in televisione, sia in Rai che in Mediaset, come ballerina in diversi programmi come Fantastica Italiana, Caramba che sorpresa e Domenica In. Dal 2002 al 2006 affianca il futuro marito nel programma L'Eredità in onda su Rai 1, sempre nel ruolo di ballerina e balletta. Nel 2020, durante la direzione del Festival di Sanremo da parte di Amadeus, la showgirl napoletana viene scelta dalla vita in diretta come inviata del festival. Nel 2021 viene designata come conduttrice del Prima Festival, co-presentato da Giovanni Vernia e Valeria Graci. Infine oggi compie 41 anni Francesco Gabbani, uno degli artisti più completi della scena musicale mainstream italiana. Sa scrivere, sa comporre, suona diversi strumenti e si è già tolto diverse soddisfazioni, vincendo il Festival di Sanremo nel 2017 con uno dei brani più originali della storia, Occidentali Scarma, dal testo ricco di riferimenti culturali che spaziano dalla civiltà orientale alla filosofia greca. Circa 54 milioni di spettatori e l'82,6% di share. Elvis fa questi numeri il 9 settembre del 1956, quando è ospite per la prima volta negli studi della CBS di Los Angeles all'Ed Sullivan Show, il programma più visto d'America. The King presenta 4 brani, tra cui Love Me Tender, che darà il titolo al film da poco iniziato a girare. La nuova canzone non è ancora disponibile nei negozi di dischi, ma nelle 3 settimane successive si calcoleranno circa 900.000 copie vendute. Nella cultura giapponese esiste un concetto chiamato kintsugi, che significa riparare con l'oro. Si tratta di un'arte che consiste nel riparare oggetti rotti come ceramiche utilizzando una pasta di resina mista a polvere d'oro o argento. Invece di nascondere le crepe, il kintsugi enfatizza le cicatrici, considerandole una parte preziosa della storia dell'oggetto. Questo concetto rappresenta anche una filosofia più ampia, l'accettazione delle imperfezioni e delle difficoltà. Scopriamo insieme cosa dicono gli astri con il nostro Marco Amato. Buon weekend ai 12. Oggi la Luna fa letteralmente a botte con Marte, stimolando tutti a passioni, anche quelle meno semplici. Vediamo che cosa accade. Ariete, il weekend lo volete dedicare proprio tutto ai sentimenti ed è probabile che incontrerete però degli ostacoli solo in termini organizzativi e temporali, mentre invece voglia d'amore e romanticismo e passione non vi mancheranno di certo. Toro, la voglia di sognare, di morbidezza è di nuovo tornata. In questo weekend è possibile ancora sognare, fantasticare, in taluni casi lasciare lo spazio giusto per finire di finire. Gemelli, giornata oggi decisamente interessante, visto che la Luna e Marte, nervosissimi, tendono a farvi diventare assolutamente oggettivi e a volte fin troppo plastici nel dialogo. Siete diplomatici, anche se avete ragione. Cancro, giornata oggi con una luna assolutamente tesa e Marte che la pungola notevolmente. Avete da un lato voglia di famiglia e di sicurezza con un trigono di Saturno e dall'altro voglia di ritornare a casa e in famiglia, ma le vostre passioni tendono a rimanere sovrane e a darvi un po' di inquietudine oggi.
Leone, la giornata oggi si incentra molto su una ricerca di sicurezza d'affetto, forse perché volete sentirvi approvati nelle vostre scelte un po' complicate dal partner o da chi vi vuole bene, soprattutto dai familiari. Vergine, la giornata oggi viene attraversata da una serie di tensioni, anche se la passione non vi farà difetto ed è possibile che riuscirete in tutti i vostri impegni a ritagliarvi uno scampolo di piacevolezza. Bilancia, un sabato che parte un po' teso, con qualche incidente, forse una poca comprensione tra voi che vi piace, ma come la tradizione hollywoodiana ci insegna, molti amori sono nati dalla frase "tra di noi non ci potrà mai essere nulla". Scorpione, a proposito di ultime parole famose, gettarvi indietro il passato con una luna così è relativamente semplice per voi che avete sempre difficoltà a svoltare e a lasciare andare con una certa velocità le cose. Avete avuto tutto il tempo necessario, adesso si riparte, siete nuovi e le condizioni zodiacali stanno per cambiare, quindi siate positivi e propositivi. Sagittario, giornata oggi che vede un Marte un po' disordinato e la vostra tendenza a esagerare e inorgoglirvi di nuovo in auge. Sfogatela meglio nello sport, è conveniente. Capricorno, giornata oggi che vede gli effetti di una luna d'opposizione che però viene caricata da Marte in una maniera un po' tesa, un po' nervosa. Oggi non è proprio il caso di parlare di sentimenti, seppure risultate comunque per una volta tanto la parte morbida e comprensiva. Oggi siete proprio innocenti. Acquario, giornata oggi che prevede dei punti di vista molto differenti, seppure sorvolerete su tutta una serie di tensioni e vi dedicherete un po' agli amici. Sembra un weekend in cui comunque siete un po' protagonisti della scena, anche se senza troppo interesse da parte vostra. Pesci, le tensioni che avete affrontato questa settimana vi regalano di contro un weekend decisamente più morbido e rilassante, con la consapevolezza che forse siete finalmente riusciti a gestire le cose alla vostra maniera e finalmente una lieta notizia potrebbe distendere un po' le tensioni. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. La sonda Viking 2, gemella della omologa Viking 1, in grado di mantenere in completa autonomia reciproca il contatto con la Terra, è stata la seconda sonda inviata su Marte. Era il 9 settembre 1975. Dopo un viaggio di 333 giorni, l'orbiter si inserì nell'orbita marziana il 7 agosto del 1976. Il detto di oggi è "Beggars can't be choosers". Tradotto letteralmente significa "i mendicanti non possono essere coloro che scelgono", e ci sta a significare che quando ci si trova in una situazione di bisogno non possiamo permetterci di fare i pignoli. Quando si è in una situazione di difficoltà bisogna essere flessibili e accettare ciò che viene offerto, senza fare troppe pretese. Non perdetevi nessuna puntata dell'Almanacco. Seguite Sicilia Play su YouTube e cercate le puntate che avete perso o semplicemente che volete rivedere. A soli 26 anni Michelangelo è già un artista famoso, ma il suo carattere irascibile e permaloso lo mette spesso in lite con il padre, Papa Giulio II, e i rivali come Leonardo, Raffaello e Bramante. Nato in una famiglia nobiliare in declino, è costantemente preoccupato per la mancanza di denaro. Nonostante il successo, si nega una vita agiata e muore con un tesoro nascosto. Michelangelo è maestro di molte arti, ma per lui la scultura è l'arte suprema. Lotta con la materia per portare alla luce ciò che è imprigionato in essa, creando capolavori come David, Mosè e la Pietà. Ci salutiamo con la frase del giorno. È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Vi auguro una buona giornata, un saluto dalla vostra Naomi.